Si mette nei panni di un cittadino che non necessariamente deve essere anziano o bimbo, di un cittadino che si fa il lockdown, si fa la quarantena, resta chiuso in casa in un piccolo appartamento magari di 50 metri quadri, magari anche senza terrazza, e questo si passa, e non può permettersi di uscire e prendersi una multa perché sballa tutto il bilancio familiare, e si passa 1 mese, 2 mesi, 3 mesi. Ci vuole una voce, fra virgolette, familiare che ti dia delle indicazioni. Un filo diretto per oltre 4 mesi è un appuntamento diventato in un certo senso un nuovo modo di fare comunicazione. Primo giorno in cui manca lo scenario dell'unità di crisi di Marghera e fa un certo effetto non vedere la selva di microfoni e Zaia al tavolo. Momento costante dal 21 febbraio, i mesi dell'incubo coronavirus. Non trovavo corretto dare l'incarico, che so, al mio direttore della sanità piuttosto che a qualche altro dirigente di parlare ai Veneti. I Veneti devono sentire parlare chi poi prende le decisioni. Non solo Zaia, da quel tavolo sono passati medici ed esperti, testimoni di una situazione che si stava evolvendo e della quale non si conosceva l'epilogo. Troppi giorni per chi, avversari politici in primis, ha attaccato Zaia accusandolo di fare uno show. Ormai Mazzaia fa politica, Mazzaia condiziona i Veneti. Partiamo dal presupposto che io non sono colui che pensa che i Veneti siano degli idioti che possano essere teleguidabili da una conferenza stampa, quindi chi dice questo pensa che i Veneti siano degli idioti. Innegabilmente la popolarità di Zaia, già altissima, è schizzata ancor più in alto, uscendo dai confini regionali, tanto da impensierire anche Matteo Salvini. Ma il governatore ribadisce, è stata una necessità per mantenere alta l'attenzione. E bastava sollevare il piede dall'acceleratore, farsi vedere una volta alla settimana, fare qualche telefonata e qui veniva giù il mondo. Soprattutto per non lasciare soli anziani e bambini, con una soddisfazione particolare. Il fatto che mi abbia chiamato una psichiatra dell'età evolutiva qualche giorno fa, quindi a fine emergenza, e mi ha detto: guardi, io posso certificare che lei è l'unico in Italia che si è occupato dei bambini, che si è occupato di parlare tutti i giorni ai bambini, che ha fatto vedere i disegni. Qualcuno banalmente va a Mazzaia, cioè rende ridicola l'istituzione, fa vedere i disegni. Guardate, io faccio vedere i disegni perché i bimbi vanno coinvolti. Ci ho fatto l'operazione dei pulcini per coinvolgere i bambini. Quei bambini stavano a casa tutto il giorno a vedere in TV camion che trasportavano morti, genitori che parlavano del pericolo e della paura di morire. Mesi di paura e di decisioni anche shock. Mettiamo in fila le cose. Il 21 febbraio le ho decise io queste robe. I 3.000 tamponi a Vo, contro legge. Ho deciso da subito di chiudere l'ospedale di Schiavonia. Anche qui vorrei ricordare che è partito subito un comitato. Cioè, oggi con 2.000 morti, 6.500 guariti e 20.000 contagiati, mi chiedo che senso avesse avuto fare un comitato per riaprire Schiavonia perché Zaia l'aveva chiuso. In ogni caso nessun allentamento, ma una pausa. Il 29 e 30 giugno si torna a Marghera per nuove comunicazioni, poi appuntamento cadenzato settimanale. Il virus è debole, ma non è sconfitto. E fuori di Covid, il futuro, coronavirus permettendo, vede un percorso da riprendere, l'autonomia, affidata alla metafora tra genitore e figlio. E non è che il genitore pensa: perdo il mio potere perché non ordino più delle cose al figlio, ma dice: cavoli, mio figlio è diventato adulto e andrà a vivere da solo, si farà una famiglia, e quella è l'autonomia.